Allora cominciamo con il primo relatore, Paolo Alberi. Paolo Alberi è un personaggio anche a Trieste, insomma, lui si interessa particolarmente delle meridiane storiche, ha visitato tutti i musei d'Italia, credo, dove sono esposte delle meridiane, ma è stato anche all'estero, ad Atene, ha misurato anche sulla Torre dei Venti, ha studiato una particolare meridiana, diciamo di 2000 anni fa, e ha pubblicato anche numerosi testi a riguardo della gnomonica e partecipa a tutti i seminari di gnomonica che ci sono in Italia ogni anno e mezzo. Insieme al Circolo Navarca ha dato il suo contributo anche per il 13° seminario di gnomonica che avevamo organizzato a Lignano Sabbiadoro. Il tema è interessante, di una particolare meridiana che si trova nel castello di Gorizia, e con delle novità che ci parlerà Paolo oggi. Grazie Aurelio, buongiorno a tutti. Parliamo della meridiana, mezza meridiana del castello di Gorizia. Qui non ci sono calcoli complicati da fare, perché non come l'obelisco di Augusto, ecco, perlomeno. Ma qui invece il contesto un po' intricato, storico, le vicende, e cerchiamo di chiarirle. Allora, questo qua, no? Ah, sì. Allora, una cosa tecnica velocissima, ho 2 minuti in più, giusto? Una cosa tecnica semplicissima, se prendiamo due orologi, uno orizzontale e uno verticale, e ci mettiamo in questa posizione, se guardiamo verso la convergenza delle linee, in orizzontale o in verticale, abbiamo due cose evidentissime, e cioè che se guardiamo in orizzontale abbiamo il movimento dell'ombra e quindi delle ore dalla destra verso la sinistra, al contrario sulla verticale dalla sinistra verso la destra. Questo è una cosa ovvia, banale. I bambini che hanno 3-4 anni imparano a distinguere la destra dalla sinistra, quindi diciamo che non ci sono difficoltà tecniche, direi proprio. Ecco. Quindi qui, appena io ho visto questa lastra, mi sono reso conto che era un orologio solare orizzontale. Le cifre delle ore erano disegnate in un modo particolarissimo, di cui io da solo ci arrivavo, che riguardava un progetto, diciamo, di almeno 400-500 anni fa, però mi sono rivolto a un esperto, l'ingegner Gunella, mio collega di Biella, e lui mi ha confermato. Questi sono gli effetti dei bombardamenti del 1916 sul castello, perché evidentemente il castello di Gorizia era vecchissimo, però gli austriaci lo usavano di munizioni, armi, eccetera. Quindi giustamente gli italiani, prima di procedere a fare l'attacco finale, che voi sapete ai primi di agosto del 1916, gli italiani hanno attraversato l'Isonzo e sono entrati in Gorizia, Santa Gorizia. La Corte dei Lanzi, ecco la mezza lastra, che era stata sistemata in verticale. Perché? Perché un profano vede la parte delle meridiane sulle pareti e dice anche questa sarà. Quindi qui bastava, diciamo, confrontare la destra con la sinistra. Ecco. Questo è, però purtroppo diciamo, vi voglio ricordare quello che dice Galileo Galilei nel Saggiatore,
L'universo è fatto, giusto l'universo è un libro che si legge con un linguaggio particolare, cioè il linguaggio della matematica. Triangoli, quadrati, formule matematiche. Chi non conosce questo linguaggio, inutile che questo dice Galileo 400 anni fa, è inutile che si cimenti, deve imparare il linguaggio. Se voi andate da un archeologo e trova un testo in aramaico, lui non si sognerebbe mai di andare a pretendere di tradurre dall'aramaico, va dallo specialista di aramaico e gli chiede cosa c'è scritto qua dentro. Percorso ovvio. Quando si tratta del linguaggio matematico della natura che ci circonda, questa regola non viene rispettata, giusto? È proprio così. Comunque è andata così, meglio per noi che oggi ci divertiamo un po', ecco, così. Allora, qui il punto di svolta è stato il convegno. Ci eravamo già accorti, io e Renato Devitag, che qui però non lo vedo, non c'è. È un problema di salute. Oh, mi dispiace, ecco, perché il suo ruolo, diciamo che è stato un supporto non indifferente in tutta questa ricerca in questo percorso. Quindi il punto di svolta è stato il convegno degli austriaci del 2013. Questa è la scheda che avevo presentato, che più o meno sono le cose che vi ho appena mostrato. Dunque, Devitag ci accompagnò al piazzale della Transalpina e ci fece vedere a tutti noi, compreso io, a tutti i colleghi austriaci, ci fece vedere la meridiana equatoriale fatta con una ruota della ferrovia Transalpina, che era una curiosità che suscitò grande interesse e approvazione da parte di tutti. Poi abbiamo preso le macchine e siamo andati a Castello. Lì diciamo che sono rimasti, tutti i colleghi austriaci sono rimasti veramente male. Qui, ecco, questa era la meridiana verticale, tutte le regole mnemoniche, tutti gli errori mnemonici che si potevano inventare sono stati esattamente centrati. Ecco, è stata messa in verticale, e la linea delle ore 7 la metta invece che per così, e tutti gli errori mnemonici che si possono inventare sono stati commessi. La signora, ecco, la signora Köttinger dell'Alta Austria, Oberösterreich, ne fu talmente scandalizzata di questa cosa che voleva che assieme io e lei andassimo immediatamente al comune di Gorizia a protestare, perché il comune che è proprietario del castello lo gestisce, l'aveva curato, era molto anche valido, adesso non niente da dire. Io, che non era il momento, diciamo, di aggredire la dottoressa che avevo già conosciuto in modo così internazionale, per così dire, ho detto, sta tranquilla che qui faremo qualcosa. Mi sono fatto far scrivere una lettera e lei a nome dei suoi mnemonisti ha scritto una lettera e io l'ho potuta mostrare e le cose sono partite per bene. La dottoressa Emanuela Uccello, che è la conservatrice del castello, si rese conto della situazione e diede il corso, diciamo, quello che era il percorso. Aveva Aurelio Pantanali nel suo libro delle meridiane Friuli-Venezia Giulia aveva già segnalato con un bellissimo disegno di Giovanni Meroi, sempre Giovanni Meroi, che non lo vedo, però lui è sempre presente nel mondo della mnemonica e ha anche disegnato la copertina del volantino, che purtroppo io ne ho pochi, non posso distribuire perché la gran parte li ho dati al reception del castello di Gorizia. Questa è una foto del 1980 in cui si vede molto bene che la meridiana non c'è.
Quindi vuol dire che questo è stato fatto modernamente, 500 anni fa, 1000 anni fa, 300 anni fa, anche 100 anni fa, nessuno avrebbe osato fare una cosa del genere. E invece oggi modernamente, oggi si fa. Siccome non viene spontaneamente dal telefonino, dall'internet, niente, si può fare quello che si vuole. Giusto? No. Non ho indagato oltre, perché il compito nostro di umanisti è quello di correggere i peccati, ma a noi non ci interessa sapere chi sono i peccati. Allora, con l'aiuto di Aurelio Pantanali e di Renato Delta, che ha trovato anche certe stampe, poi vi farò vedere, la visita addirittura di un grande astronomo, Edmund Halley, nel 1680, mi sembra, 90. Ecco, questa è una stampa che ho trovato a Delta, in cui si vede bene l'orologio. Qui è lo spalto dove questo è l'orologio che veniva regolato a ore astronomiche, non a ore italiche come in tutto il resto d'Italia. Quindi necessità, da dottore Succeda si è reso conto della necessità di intervenire. Ecco l'orologio. Anche a Trieste l'ora non era una prerogativa della Chiesa Cattolica, l'orologio era sul castello, era una cosa laica. Se voi andate a San Giusto Trieste, che tutti sanno San Giusto che cos'è, non c'è nessun orologio sul campanile, mentre in tutta Italia tutti i campanili praticamente la 99 più la 9 hanno un orologio. Ecco, anche in questa stampa si riconosce l'orologio. Questi orologi venivano regolati da una meridiana che stava ragionevolmente nello spalto meridionale. L'analisi tecnica del tracciato. Allora qui abbiamo fatto un calcolo, ho riscontrato che qui sono presenti presente la linea delle ore 20. Le ore 20 a Gorizia non esiste come mentre a Praga o all'altitudine di Praga, diciamo, io ho scelto Praga perché voi lo vediamo, a Praga c'era una scuola di eccellenza, oltre a Keplero c'era precedenza, c'era stato Tycho Brahe e anche una scuola importantissima dei padri gesuiti. Ecco, questo è il calcolo che si può fare facilmente, quindi abbiamo tracciato, qui abbiamo, sono sempre degli errori che sbagliano in questo senso nel diminuire la latitudine. 18 e 19 e questi sono dei punti. Questo a Praga c'è un affresco nel Clementinum in cui si riconosce Riccioli, che era un grande astronomo di Bologna. Questo è il Clementinum, dove ci sono 12 meridiane così nel cortile, queste sono solamente 4. Questo è l'orologio astronomico di Praga, che è uno dei pochi conservati in maniera ineccepibile, e che si rifà all'orologio anaforico descritto da Vitruvio nel primo secolo a.C. Questo è il progettino fatto da Aurelio Pantanali. Questa è stata una collaborazione veramente felice tra tante persone e quindi è giusto che vengano nominati tutti gli amici. E Ligio D'Ambrosio ha tracciato non lo vedo, lui ha tracciato le linee, e questa è una foto di noi, quindi Ligio D'Ambrosio, questo è sottoscritto Renato Delta e Aurelio Pantanali. Questa è la lastra delle ore del mattino che abbiamo costruito noi con l'aiuto di Ligio D'Ambrosio, e qui c'era il vuoto perché manca ancora la lastra del castello. Ecco, bisognava levare la mezza meridiana dal posto sbagliato dove trovava a sotterra.
questo con l'aiuto della dottoressa Uccello, che è stata veramente molto solerte nel muovere, diciamo, le carte giuste, perché una parte dei fondi è stata fornita dal fondo di Giorgio Alberi e una parte dal comune di Gorizia. Ecco, questo è il risultato bellissimo che abbiamo ottenuto. Questa è la lastra originale che è andata a posizionarsi sul sostegno. Ecco, finalmente il 24 dicembre 2015, pochi mesi fa, è stato inaugurato il recupero funzionale alla presenza sempre della dottoressa Uccello, quindi qui ci sono tante persone interessate all'argomento, per cui la dottoressa Uccello, la dottoressa Lavinia Alberi, la figlia di mio fratello il professor Giorgio Alberi, poi c'è il professor Lino Longro, professore di informatica, e poi familiari, funzionari, restauratrice, eccetera. Tutto il filmato dell'inaugurazione è visibile sul mio sito in Gauper Meridiane. Ecco, è stato un vero lavoro di squadra, hanno collaborato Renato Devtag, Aurelio Pantanali, la dottoressa Uccello, Eligia D'Ambrosio, Marco Cescuti che ha realizzato la Senta in marmo, Giovanni Armonico con il disegno divulgativo, Antonella Facchinetti che ha curato il lievo e poi ha ripulito tutta la lastra come si deve fare con i criteri moderni, la dottoressa Cristina Gioacchini della Sovrintendenza dei Beni Culturali e la signora Kellinger che ci ha dato il suo sostegno dall'altra. Qui qualche foto. Ci sono due targhe, una questa è una tabella che dà correzione non solo la cosiddetta equazione del tempo, che è una cosa astronomica, ma anche la correzione del fuso, cioè i console, gli osserologi invece guardano il meridiano centrale dell'orario. Qui c'è la dedica, che sono i nomi degli umoristi e il nome della fondazione del alla fine, ho finito, alla fine la verità prevale, dice Keplero, rispondendo in una lettera a Galileo Galilei, e gli chiede scusa per aver dubitato dei satelliti di Giove, perché non aveva un cannocchiale con una lente di buona qualità, come invece Galileo, potendo contare sull'amicizia di Gianfrancesco Sagredo e sulla qualità dei lavori dei vetrai uranesi, lui poteva vedere molto bene distintamente i satelliti di Giove. Poi Keplero si è attrezzato e quando ha visto i satelliti immediatamente ha ammesso di aver dubitato e ha scritto questa lettera che secondo me è importantissima, è ignorata, non si trova neanche nelle opere, nei 20 volumi di Fabro, però è una lettera molto importante. Questo è il professor Giorgio Alberi, qui nominata la fondazione. Grazie.